Movember, ovvero quando il tumore alla prostata si previene con i baffi. Non è un eufemismo, perché questo evento annuale che si svolge per tutto il mese di novembre, Movember appunto, da Moustache Baffi, vede protagonisti i Mo-Bro, ovvero quegli uomini che aderendo all'iniziativa si fanno crescere i baffi ma anche la barba per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul cancro alla prostata e altre patologie maschili. L'idea nasce nel 2003 da un gruppo di ragazzi che, ispirato dai risultati delle donne a sostegno della lotta contro il cancro al seno, decise di invitare gli uomini di tutto il mondo a lasciar crescere i baffi come testimonianza del proprio impegno e l'adesione al progetto di raccolta fondi da destinare a organizzazioni selezionate che si dedicano alla salute dell'uomo. In sostanza, un modo diverso per affrontare il tema della salute troppo spesso sottovalutato, e chi i baffi non li ha li può mettere di carta. Una serie di iniziative a livello regionale che il mondo della palla ovale veneta mette in campo per aiutare lo IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto. Tradotto in numeri: 24 squadre, 12 appuntamenti, 10 città. Il via il 1 novembre con il Flash Baffo Mob, un'irruzione tra le vie del centro storico di Padova di giocatori di Roccia Rubano Rugby, Petrarca Valsugana e della Valsur Girls, le campionesse nazionali del rugby femminile. Tante volte bisogna anche essere sensibili a problemi che non riguardano soltanto noi giocatori giovani nel pieno delle forze. Sappiamo che il cancro alla prostata è una malattia che colpisce soprattutto in età avanzata, e quello che sto per dire forse è un po' banale, ma nel rugby la parola sostegno, che è una parola spesso usata e abusata, è molto importante. E come sa il mio collega che gioca in un ruolo in cui il sostegno è molto più importante, tante volte si va in sostegno anche se non direttamente per se stessi, per i propri compagni, per la propria squadra. In questo caso noi andiamo in sostegno di questa iniziativa, anche se la cosa non ci riguarda per il momento direttamente, speriamo mai, ma per persone che ne hanno bisogno a un'età più avanzata, alla quale speriamo di arrivare anche noi. Allora, ti chiederei di indossare i baffi, perché così spieghiamo bene, insomma, un po' il significato, no? E quindi anche il Petrarca è in campo un po' per lo stesso motivo, siete uniti tutti dalla stessa parte per questo. Sì, dal 2003, se non erro, in Australia è stato scelto questo moustache, che vuol dire baffo, appunto dalla Movember, e per sensibilizzare un po' le persone, un po' per far conoscere questa patologia che, come diceva Enrico, colpisce in età più avanzata, ma soprattutto al di là della patologia per far sensibilizzare tutti che c'è questo problema e che esiste, e per, come abbiamo visto anche prima, a far continuare le ricerche e gli studi su questa patologia. Non a caso il claim è, insomma, fare meta, no? Lo vediamo qui scritto, fare meta contro il cancro. Sì, io non faccio mai meta, per cui la faccio fare agli altri, perché non sono capace, per cui il tuo contributo sarà fondamentale. Sensibilizzo gli altri a fare meta al posto mio. Tanta gente, tanti coetanei o gente più grande non sa i rischi che corrono nel non prevenire determinate patologie che possono presentarsi come questa, e è necessaria appunto la ricerca per sviluppare nuovi metodi più efficaci e migliorare la vita dei pazienti che sono affetti da queste patologie. Chiediamo anche a te di indossare questi baffi. Guarda, io li indosso e vi chiedo scusa se non ce li ho, ma per motivi tecnici non ho avuto ancora modo di farmeli. E lunedì mi cavano questo affare qua e provvederò immediatamente a farmi la barba in maniera corretta senza lapidarmi il viso. Vediamo i baffi. Per noi sono due le H nel campo, sono le porte che delimitano un pochettino la lunghezza del campo, che sono un simbolo importante nel rugby perché si segnano anche dei punti. Ecco, e oltre quelle c'è la meta, quindi ecco un insieme di metafore legate a quello dell'H della sanità, che comunque dietro a questo simbolo ci sono un sacco di persone che lavorano tutti i giorni per riuscire a ridare un sorriso a chi chiede aiuto. Questa iniziativa è concentrata prevalentemente su quella che è la consapevolezza e la prevenzione di questa neoplasia, che quindi si basa sulla promozione di stili di vita sani, quindi sulla corretta alimentazione, sul mantenimento di un'adeguata attività fisica, sull'abolizione del fumo, limitazione dell'alcol, insomma tutte le indicazioni generali che valgono un po' per tutti i tumori
tumori, e poi mira anche a favorire la consapevolezza di questa neoplasia, quindi stimolare gli uomini che hanno disturbi della sfera genitourinaria a rivolgersi al medico di base, allo specialista urologo, e a discutere l'opportunità di eseguire dei test per la diagnosi precoce di questa neoplasia. Poi noi come Istituto Oncologico Veneto siamo in prima fila perché abbiamo svariati programmi di ricerca su questa neoplasia, principalmente sui casi in cui la malattia si ripresenta, quindi situazioni di malattia avanzata, in cui abbiamo vari protocolli con nuovi farmaci, nuove opzioni di trattamenti e anche degli studi sperimentali per andare a valutare i possibili meccanismi di resistenza ai farmaci. Tutte le info si trovano sulla pagina Facebook dello IOV, il clou, il test match Italia-Tonga del 26 novembre allo Stadio Eugenio di Padova. Una delle filosofie del rugby è il sostegno, quindi se c'è la possibilità, sempre l'attitudine a dare una mano se è possibile. Un bel veicolo sarà l'arrivo della nazionale, no? Che comunque il risalto ovviamente è ancora più grande, quindi anche il messaggio sarà più elevato. Sì, certamente, infatti avendo l'occasione, diciamo che l'occasione del Movember, il mese di novembre, è stato scelto proprio nella organizzazione originale perché è il mese in cui si svolgono i test match ufficiali delle nazionali e c'è un grosso spostamento sia nazionali dall'emisfero sud all'emisfero nord, dall'emisfero nord all'emisfero sud, c'è una grossa visibilità anche televisiva e quindi questo è stato uno dei grossi veicoli che ha dato il via e comunque la scelta di questa particolare cosa. L'occasione di avere la nazionale qui a Padova diventerà sicuramente l'evento che concluderà la nostra esperienza in questo mese, che comunque si svolgerà nel frattempo in tutti i vari club, in tutte le varie realtà, e coinvolgendo i ragazzi nazionale, coinvolgendo il pubblico che sicuramente verrà a vedere, cercheremo, come detto prima, di spargere il più possibile il messaggio della prevenzione e della ricerca non solo tra i rugbisti ma anche proprio tra le persone che vengono a vedere questa cosa, insomma.